Il passaggio della 47esima edizione della Vogalonga a domani, con circa 2.000 imbarcazioni a remi e 7.300 partecipanti da 40 paesi stranieri, bloccherà il transito di motoscafi e vaporetti in laguna sull'intera rete di ACTV già dalle 9, orario in cui, con il classico colpo di cannone, verrà dato il via alla manifestazione. Sarà una grande festa per le tipiche barche a remi dei veneziani che una volta tanto si prenderanno la scena rispetto alle barche a motore. Tutti i veneziani addirittura sbarcavano dalle proprie barche i motori, chiudevano il buco fatto per far uscire il piede del motore e tornavano ai remi, magari anche improvvisati, ma quella era l'indicazione che abbiamo dato nel 1975. Buona Vogalonga a tutti, grazie all'organizzazione e organizzatori, soprattutto alla famiglia Roda Salva, che dal 75 non ha mai ceduto il passo e non ha mai perso un colpo, e grazie a loro ancora oggi, quasi a 50 edizioni, abbiamo ancora la possibilità di dimostrare e di garantire il rispetto del nostro ambiente. Tutte le magliette dei partecipanti avranno impresso una bellissima foto artistica, opera del fotografo veneziano Riccardo Reuter Rigoni, che sintetizza in modo magistrale e suggestivo il delicato equilibrio di Venezia e dei suoi molteplici aspetti. La gara sarà un percorso di 30 km, le linee di navigazione del trasporto pubblico a CTV torneranno regolari nel pomeriggio a partire dalle ore 15 circa, come da ordinanze specifiche delle autorità competenti. Per avere il quadro nel dettaglio delle modifiche a tutte le linee di navigazione è possibile e consigliabile consultare il sito internet istituzionale di AVM ACTV.